sostenere l'indipendenza del Veneto, un tema che sta molto a cuore al neosegretario del Carroccio Matteo Salvini, che oggi era a Venezia. Lombardo con la bandiera del Veneto. Ce l'ho in ufficio, non si vede l'ufficio da Veneto, la bandiera del Veneto, non della Lombardia. Quindi... I tempi del nazionalismo padano, del papensiero e del rito dell'ampolla sono ormai storia antica. Alla Lega di Matteo Salvini il folklore interessa poco, l'obiettivo dichiarato è un altro, abbattere lo Stato ladro. E l'inizio della fine, sogna il neosegretario del Carroccio, sarà il ruggito di un leone alato. Noi siamo qua oggi a parlare di questo. L'indipendenza del Veneto. La Lega è per le autonomie da nord a sud per tutti, a livello anche condominiale. Io sono per l'autogestione pianerottolo per pianerottolo, quindi se l'indipendenza parte dal Veneto poi abbraccerà tutto il nord, sono solo contento da lombardo. L'1 e il 2 marzo saranno i giorni della mobilitazione a sostegno della proposta di legge regionale 342-2013, indizione di un referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto. Centinaia di gazebo ovunque, piazze e città comuni per una petizione come stanno facendo a Barcellona, per chiedere di votare, che il Veneto possa votare. Se poi i veneti diranno no, vogliamo rimanere con Roma, per carità di Dio ne prenderemo atto. Io sono convinto che i veneti, anche perché i documenti che distribuiremo in tutti questi gazebo spiegano come l'indipendenza convenga, e io penso che ci saranno delle belle sorprese. Sui moduli per le firme, puntualizza il governatore Luca Zaia, i simboli del Carroccio non ci saranno. Non è una battaglia leghista, spiega, ma una battaglia di democrazia per tutti i veneti. Democrazia che però ha i suoi tempi e le sue regole, che intendiamo rispettare fino in fondo. Lo dico perché spesso c'è sempre qualcuno che va a dire ma il referendum lo si potrebbe fare, basta che Zaia si decida. Questa è una puttanata, ad esempio, perché se fosse così saremmo già indipendenti se dipendesse dalla mia decisione. Il vero tema è che i cittadini devono fare un percorso assieme alle istituzioni, e il percorso assieme alle istituzioni lo si fa solo con un passaggio civile e democratico sancito dalla legge. Il referendum non è una dichiarazione di guerra, il referendum è una dichiarazione di democrazia assoluta. E intanto oggi il presidente